Scuola in campo, e questa l'iniziativa, il primo trofeo scolastico di pallamano che ha visto oggi la partecipazione di tanti studenti delle classi delle scuole medie. Ecco, perché questa iniziativa? Perché la pallamano ha sempre considerato importante la scuola e quindi noi della Pallamano Girgenti vogliamo insieme, anzi in collaborazione con i professori delle scuole, fare un progetto per il continuo miglioramento e per il reclutamento di ragazzi che vogliono praticare questo sport che a noi piace tantissimo. Ecco, quali scuole hanno partecipato all'iniziativa? Ecco, oggi abbiamo qui gli istituti comprensivi Seneto, Anna Frank, Fontanelle e Rita Levi Montalcini. Colgo l'occasione per ringraziare i presidi delle scuole che hanno aderito a questo progetto e tutti gli insegnanti che hanno condiviso con noi questo momento. Abbiamo circa in questo momento 3 campi da gioco dove si giocano contemporaneamente partite che porteranno poi alle finali, e abbiamo circa 400 ragazzi che per ora si stanno divertendo a giocare a pallamano ed è veramente una sensazione bellissima. Chissà, potreste anche inserirli nella vostra squadra. Ricordo che lei è anche presidente della Pallamano Girgenti. Sì, noi diciamo che abbiamo anche questo progetto continuo, cioè cerchiamo ragazzi da inserire nelle nostre squadre. Quest'anno stiamo disputando la Serie B, dove siamo secondi in classifica e sicuramente andremo in Serie A2. Poi abbiamo l'Under 18 femminile, una squadra femminile che merita tantissimo, per la quale ci stiamo impegnando tutti quanti, l'Under 16, l'Under 12, abbiamo diverse squadre, quindi significa che tanti ragazzi vogliono giocare a pallamano. Quindi un momento anche di promozione per promuovere appunto l'avvicinamento dei giovani a uno sport sano come la pallamano. Insomma, non c'è solo il calcio, esistono anche altre attività sportive, tra cui la pallamano. Certo, la pallamano è considerato uno sport minore, però noi, almeno io che l'ho praticata circa 40 anni fa, è uno sport dove c'è sempre l'incertezza del gol, quindi tu stai per prendere gol e poi il portiere riesce a parare, fai il contropiede e segni, quindi c'è questo contatto fisico continuo che dà questa sensazione di grande vitalità. È uno sport vivo, secondo me. È una bella occasione anche per promuovere sia lo sport che la pallamano. Ecco, voi come scuola cosa fate in questo senso? Sicuramente è una buona promozione verso uno stile di vita sano, attività motoria, l'importanza che ha lo sport nei ragazzi, anche per socializzare e anche per toglierli dalla strada. Questo è importantissimo. Ecco, i ragazzi come acquisiscono, come rispondono a queste vostre sollecitazioni? Positivamente, perché sono tutti entusiasti, partecipano con interesse e costantemente.